A me piace partire da una frase che ha detto, per me, oltre che un grande sportivo, ma anche un grandissimo personaggio che spero nei prossimi libri di storia che i ragazzi studieranno ci sarà, che è Muhammad Ali. Lui ha detto che i campioni non si fanno nelle palestre, ma hanno qualcosa dentro, hanno un desiderio, un sogno, una visione. Il talento intanto nasce nell'antica Grecia, hanno cominciato ad utilizzare questa parola come metodo di unità di misura. Poi è diventato invece una moneta e da lì poi una parabola famosa ha cambiato, diciamo, la sorte di questa parola, che da lì è diventata molto simile a un dono, quindi qualcosa che, diciamo, all'interno una persona ha, ma deve trovare, deve identificare. Secondo me la cosa che fa la differenza e che ha fatto la differenza in me sono stati i tempi e i modi, quindi scegliere la strada giusta, il tempo giusto. Chi ha tempo non aspetti tempo, quindi fare i passi giusti nel momento giusto, non fare i passi troppo lunghi. È difficile gestire quei momenti che precedono la gara. Adesso sono già in fase allenante per il prossimo match, che purtroppo non potrò dirvi ufficialmente quando sarà, ma si parla di fine marzo. Sembra che il tempo sia ancora molto distante, invece la difficoltà in un atleta che ha 2-3 occasioni, perché mi piace definirle occasioni, in un anno devono essere perfettamente centrate, bisogna arrivare in quel momento lì al top della forma sia fisica che mentale. E non è assolutamente facile perché tra dieta e allenamento diventa molto difficile a sopperire a tutto il resto, soprattutto poi quando si salgono sui ring più prestigiosi e internazionali, dove la pressione sulle spalle diciamo anche di una nazione diventa una responsabilità non indifferente. Non è facile perché poi la vita, i vizi ci portano a deviare il nostro pensiero, invece io devo essere una macchina perfetta, non posso fallire niente, devo arrivare determinato, preparato, devo mangiare, bere, riposare, allenarmi in un determinato orario, quindi devo essere molto attento a tutta quella che è la mia fase preparatoria dell'incontro. Poi in quel momento lì le emozioni sono tante perché già adesso c'è molta attesa in me, vedo quel punto lì come un punto di arrivo ma anche un trampolino poi per il futuro. Nei momenti invece che precedono le gare, quindi i combattimenti, i match nel mio caso, le emozioni sono un'arma a doppio taglio, devono essere vissute molto bene perché il rischio è quello di farsi trascinare da tutto quello che ci gira attorno. Invece l'obiettivo deve essere chiaro, non devo perdere lucidità e devo centrare l'obiettivo, questo è una cosa importante. Soprattutto poi quando tutti gli amici, le persone che fanno il tifo sono lì a tifare, è un pochino ovvio che ci si dedica qualche minuto, qualche secondo, però dentro sai quale responsabilità in te hai di portare avanti una nazione, perché quando salgo su un ring internazionale e cantano l'inno d'Italia, per me è un motivo d'orgoglio rappresentare la mia nazione. Quindi poi un'altra cosa che per me invece è molto emozionante è quello di portare la mia esperienza sportiva e di vita all'interno delle scuole. Ci sono dei ragazzini, saluto Danilo che è dietro là, che è il mio grandissimo tifoso. Tra l'altro sono andato a trovarlo anche nella sua scuola, perché vado continuamente, assiduamente a portare la mia testimonianza all'interno delle scuole, perché credo che i valori sportivi sono tanti e devono essere portati ai ragazzi che hanno bisogno in questo momento, dove viviamo in una società dove i valori ormai passano in secondo piano. Scusatemi, ma sono molto onesto,
adesso quasi conta di più l'immagine che passa qua dentro che non le qualità che noi atleti abbiamo, quindi molto spesso purtroppo meglio un atleta con qualitativamente più basso però che ha un profilo di immagine più importante. Io non sono molto d'accordo, questo gioca anche un pochino a mio sfavore onestamente, perché magari non sono così un pugile d'immagine che gli altri pensano un pugile tutto tatuato, un pugile arrogante, un pugile che si mostra strafottente, perché molto spesso passa anche questo nel comune pensare delle persone. Invece a me piace portare a loro un'esperienza molto vicina a loro, quindi con facilità li porto all'interno delle palestre a conoscere una disciplina storica e antica come l'uomo, una disciplina fatta di sacrificio, passione, dedizione e che comunque insegna a loro a crescere, a diventare uomini, a chi è un pochino più esuberante di rimettersi in riga, a chi invece è un pochino più introverso e timido, invece di tirar fuori le loro qualità migliori di ragazzino. Ecco, io credo che queste sono le cose che fanno la differenza. Mi sento più, come dire, talentuoso nel far questo che non nel fare il mio sport, perché se sono bravo e se credo di arrivare, se sono riuscito ad arrivare a altri traguardi, è perché molto spesso penso di essere un mediocre nel mio sport. Quindi so che ho tanto lavoro da fare, so che tante cose ancora devo correggere, però credo che questo mio pensare di non essere ancora arrivato dove voglio arrivare mi possa spingere molto più in alto.